Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come avevo detto io in mattinata, adesso viene confermata anche dall'INGV, c'è stato un forte sciame sismico, quindi almeno 70 le scosse registrate, perlomeno io ne avrò contate una ottantina, quindi come potete ben vedere ho semplicemente detto la verità come sempre, quindi stavolta però a dirlo sono loro, quindi confermano che nella notte c'è stato un forte sciame sismico, quindi almeno 70 scosse nella notte. In effetti io ne ho contate 80. Vabbè, hanno messo 10 in meno, non fa nulla, comunque l'hanno detto, quindi c'è stato tutta la nottata, diciamo, questo sciame sismico, dicono imprevedibile, quindi questa faglia, dicono, è diversa da quella di Amatrice, ma però ha lo stesso meccanismo di movimento, solo che viene avvertita più lontano perché è più profonda, quindi scende più in profondità. Quindi diciamo che è stesso il direttore dell'NGV a dire questa cosa, quindi dopo il sisma di maggiore intensità c'è stato quello da 3.5 poco dopo la mezzanotte, come avevo detto io ragazzi, e poi sono arrivate tante e tante scosse anche non avvertibili dall'uomo, quindi 1.8, 0,9, 0.4, 1,5, per un massimo che hanno detto più o meno la profondità è stata sempre comunque costante sui 13 km, 15 km, invece le scosse sono state variabili da 0.8 a 1,7,8, 2.2, 3,5, in effetti è stata una settantina di repliche, quindi diciamo un forte sciame sismico, quindi ancora la zona comunque è abbastanza fragile, quindi si possono avere ancora scosse, quindi sempre massima attenzione perché queste qua loro hanno detto che le chiamano faglie dirette, quindi rispondono allo stesso processo di estensione dell'Appennino che fanno allargare diciamo la crosta terrestre, quindi perciò è stato sentito anche a Caserta e a Napoli, quindi la situazione dicono resta sotto controllo, ma bisogna monitorare diciamo l'evoluzione di questa sequenza, quindi sempre tenete l'occhio aperto, dicono stesso loro, perché si potrebbe ripetere qualche scossa, quindi tornano a ripetere ragazzi quelli dell'INGV, è meglio tenere un occhio aperto, quindi come potete ben vedere anche l'esperto in INGV ci potranno essere scosse ancora più forti, quindi non dicono che è terminato, non lo possono fare anche perché non è vero, quindi si sono un po' sbilanciati, non è da loro, però si vede che la situazione ragazzi non è come le altre volte, quindi è un po' più delicata e quindi giustamente è come dire, devono dire la verità, quindi non dicono che avverrà davvero, però dicono aspetta, aprite gli occhi, fate attenzione, cercate di evitare, ci può essere, cioè non è una certezza, questo sì, però tengono più o meno allertati in caso di qualche cosa, sapete bene che cosa fare, quindi dicono aprite gli occhi, comunque può succedere come non può succedere, però dicono se la faglia non si stabilizza e questo sciame sismico non si normalizza, ci può essere una scossa più forte, perché continua a ripetere lo sciame sismico, anche se stanotte sono state 70 scosse più, io ne ho contate 80, in effetti a uno le ho contate, anche oggi e mentre parliamo si stanno verificando, quindi anche se non le sentite, non le percepite perché semmai saranno 0.8, 1, 1.2, quindi non sono percettibili, però l'osservatorio invece l'IGV le registra, quindi anche quello di bassa magnitudo vengono registrate, quindi sempre occhio a tutto quello che accade ragazzi, e diciamo che se non passano almeno 3-4 giorni e si stabilizza questa cosa è meglio stare sempre con un occhio aperto e uno chiuso, quindi come sempre dico fidarsi è bene ragazzi, ma non fidarsi è sempre meglio. Quindi ragazzi io stasera farò un ulteriore aggiornamento, quindi come avevo detto stamattina, questo l'avevo detto io stamattina spontaneamente senza bisogno dell'IGV, avevo detto c'è uno sciame sismico in atto,
perché secondo me stanotte ci sono state 80 scosse di terremoto. Poco fa l'INCV ha fatto questo comunicato che avevo già detto io, vabbè io non so l'INCV, però perlomeno l'INCV questo l'ha fatto alle 14.09, io l'ho fatto stamattina e io ho contato 80 scosse, quindi già l'avevo detto io stamattina, però giustamente hanno dato la conferma loro, diciamo così, dai. Comunque avevo detto la verità, quindi in effetti è così. Anche perché me le sono messe a uno per sfizio, perché mentre stavo facendo, che ho detto sono state tre scosse, ho detto aspettate un attimo ragazzi, ho detto ma io voglio controllare pure quelle inferiori alla 2. Andando a controllare quelle inferiori alla 2 è uscito proprio un casino, come dico io, sta parola, casino non in senso, casino nel senso di confusione, quindi c'è stato proprio aquila, 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 proprio, ma proprio usciva proprio Bassorano, 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 Bassorano. È vero che erano 1.8, 1.4, 0.8, però era una sequenza, ogni 10-15 minuti ci stava Bassorano, ogni 20 minuti, 30 minuti Bassorano. Quindi è stata una nottata, anche se la gente non l'ha avvertita, se no, secondo me ha avvertita quella dopo la mezzanotte, mezzanotte e 20, che era di 3.5, quindi quella sicuramente forse l'hanno sentita. Anche perché qui dicono che in effetti ci sono state un sacco di chiamate dopo la mezzanotte, quindi secondo me quella delle 3, quella della mezzanotte e 20 l'hanno sentita bene, quindi però ragazzi stasera comunque verso le 8 e mezza 9 faccio un altro approfondimento, vediamo quante scosse ci sono state, diciamo a partire dalla mattinata fino a stasera, perché fino a stamattina ci sono state 70 scosse, vediamo da stamattina fino a stasera alle 8, quindi diciamo nell'arco delle ultime 12 ore quante scosse verranno registrate. Io ho già l'INGV aperto e l'SMC, quello l'americano, quindi già sto registrando le scosse, quindi poi stasera faremo la conclusione finale, più o meno come sta la situazione. Quindi ci aggiorniamo stasera per quanto riguarda il sisma che si sta verificando a Borsano, quindi vicino l'Aquila. Quindi vediamo che cosa, se si è calmato oppure no. Speriamo che contiamo meno scosse, quindi speriamo. Quindi è Balsorano, non Borsano, Balsorano, quindi è il confine tra Lazio e Abruzzo, quindi stasera faremo il punto della situazione. Buon pomeriggio a tutti e ci sentiamo più tardi ragazzi, ciao a tutti.